Politica, il nuovo corso della Lega Nord è stato premiato dai sondaggi elettorali, mentre il segretario veneto Flavio Tosi colpisce duro contro il governo Monti, ma anche contro il recente passato del suo stesso partito. Sentiamolo proprio ai microfoni. Per quello che valgono, i sondaggi sono dalla loro, negli ultimi tempi danno la Lega in risalita. Merito del nuovo corso inaugurato dal segretario Roberto Maroni, secondo il numero 1 del Carroccio in Veneto, il sindaco di Verona Flavio Tosi. Noi abbiamo detto che una parte del nostro elettorato che è andata persa era andata su Grillo, questo era evidente, e una parte era andata all'astensionismo. E avevamo anche detto, quindi non in base al sondaggio, ma lo si percepiva, che molto del voto su Beppe Grillo è non per aversela con lui e con i suoi candidati, i suoi eletti, perché sono brave persone, idealiste, oneste, che ci credono in quello che fanno, ma è chiaro che è un voto spesso dato per disperazione, cioè dici voto lì perché non trovo nessun altro schieramento da votare perché la Lega mi ha deluso. Se adesso la Lega torna credibile, allora è molto facile andare a recuperare il consenso che appunto è andato altrove, non per convinzione, ma perché uno ha votato di là dicendo non voto neanche più la Lega e allora provo a votare contro in ogni caso. Un rischio che secondo Tosi la Lega di Maroni non correrà. Il profetizzato recupero di credibilità parte da un'autocritica senza sconti agli ultimi anni di vita del partito, prima di rilanciare le battaglie di sempre contro il governo meno federalista della storia repubblicana. Non è che dico abbiamo fatto miracoli, in 3 anni e mezzo con Berlusconi alla fine col federalismo abbiamo portato a casa poco e nulla, e quel poco che c'era anche con la spending review, ma con i provvedimenti precedenti, il governo Monti ha fatto un massacro del federalismo, ha fatto i provvedimenti più... Penso che nessun governo, neanche un governo comunista, avrebbe avuto il coraggio di fare provvedimenti centralisti come il governo Monti. E poi l'immancabile richiamo all'apertura verso forze giovani, come nel nostro paese vengono definiti i quarantenni, a partire dal vice di Maroni fresco d'investitura, il capogruppo in Consiglio regionale Federico Caner. Siamo 3 vice segretari, la scelta di Maroni interessante è che tutti e 3 siamo giovani, diciamo in 4 anni siamo i quarantenni della generazione della Lega e vogliamo lavorare in team. Credo che ciò che è stato valutata come caratteristica da parte di Maroni sia proprio l'aspetto dell'entusiasmo e della voglia di far ripartire la Lega anche con strumenti nuovi, innovativi. Dopo il